Allora tu, voi mi da spiegare, ma che cavolo state dicendo? Oh, ma tutto a posto, ma perché non è verificato sti notizie che mettete in coppa Instagram, TikTok e roba varia? Ma perché non è verificata prima? Perché non le verificate? In italiano ve lo dico, perché non le verificate? Perché? Allora, intanto io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, faccio mercato, ma napoletano. Ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e con il canale Mondo del Calcio, di cui abbiamo chiuso la collaborazione una ventina di minuti fa. Ovviamente troverete i canali qui sotto in descrizione. Allora, vai tu. Prima, che erano le 6, 7 e mezza, a ricordo. Ho visto eh, su Instagram, non mi veniva nome, il DS Man, DS del Napoli Man e Antonio Conte potrebbero non essere più alla guida del Napoli. Manna dovrebbe essere retrocesso in B, cioè no, scusatemi, retrocesso in seconda squadra per la primavera, per le giovanili di primavera, e Antonio Conte è totalmente esonerato. Allora, per il DS Manna io non mi occupo di questo, qua sta registrando, sì, non mi occupo di questo, riguardante i direttori sportivi e tutto, quindi ci credo e non ci credo. E vabbè, questa notizia lasciamola stare. Ma arrivare a dire, ok, che Antonio Conte se ne va, non allena più in Napoli, o siete una banda e sci, perché non stanno, tutto oggi so già 3, 4, 6 persone che lo stanno scrivendo su Instagram X, il vecchio Twitter. E voglio, questa è una scimità, perché prima di tutto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis c'è un grande film, c'è un gran rapporto di amicizia, c'è un rapporto stretto di amicizia e quindi ragazzi non penso tanto che Aurelio De Laurentiis sia così scemo. E poi sta dicendo, non mi ricordo chi l'ha detta sta cosa di cui tutti stanno dicendo. Vabbè, che praticamente ci sarebbe De Zerbi italiano come possibilità di allenatori, però italiano prima di tutto, mo mettiamo caso che questa notizia sia vera oppure no. Italiano, a me non mi piace proprio, fa proprio schifo un allenatore, dai solo e cash d'acqua. Per chi non sa, il napoletano deve solo alzare le casse d'acqua, questo può fare, ok? De Zerbi invece, che ieri è stato esonerato, cioè si è dimesso, perché non è stato esonerato, si è dimesso come allenatore del Marsiglia, sì, dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain per 5-0 o 4-0, non ricordo. Vabbè. E per esempio a De Zerbi mi piace, se quello che stanno dicendo sui social è vero, e ad esempio mi piace sinceramente, perché è un grande allenatore, poi è italiano, è un grandissimo allenatore, forse anche poco più importante, poco più poco più di esperienza a livello europeo, un po' più importante, diciamo così, un po' più forte di Antonio Conte a livello di panchina. Però secondo me va giù, almeno cercherei di tenermi Antonio Conte per cercare di tenermi Antonio Conte per questa stagione, cioè la stagione 26-27 e mandare, perché quello il problema non è Antonio Conte, voglio diciamolo, è il preparatore atletico, punto e basta. Ah, boh. Però se proprio Antonio Conte non vuole
rinnovare per altri 2 anni e non vuole stare per l'ultimo anno di contratto, allora in questo caso io lo esonererei, se si dice così in italiano, lo mandassa via, lo mandassa a casa e poi mi andrei a prendere a De Zerbi oppure magari altri allenatori che stanno sul mercato. Per esempio, se la Roma permette e se ci riusciamo a mettere a picchiare a Gasperini, per esempio, uno degli allenatori che mi piacerebbe avere. Ma vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. In descrizione gruppo WhatsApp. Ciao a tutti.